Bentrovati da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Dopo le ferie in arrivo un autunno di nuovi rincari, il peso maggiore su mutui oltre ad alimentari, bollette, benzina e scuola. Soutenti prevede aumenti di 1.600 euro annui a famiglia, in particolare al sud. La strage di Ustica, dopo che Giuliano Amato ha chiamato in causa la Francia per il missile sul DC-9, l'ex ministro della difesa andò a Sicilia 24. Serve verità per le famiglie delle vittime. Il ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa, a 41 anni dalla strage di via Isidoro Carini a Palermo, il presidente Mattarella, l'intero paese chiamato a uno sforzo nell'impegno di lotta alla mafia. Simona, figlia del generale, vedo la luce di una Palermo diversa. La mafia non è un marchio da esportare. La denuncia via social del cantautore Mario Incudine, che a bordo di un traghetto sullo stretto di Messina mostra i souvenir inneggianti a Cosa Nostra in vendita ai turisti. Dalla Regione via al contributo per il canone d'affitto per i contratti del 2021, stanziati 17 milioni di euro. Per il Sunia la misura darà respiro a tante famiglie. Lo stupro di gruppo a Palermo, ennesimo sfogo della vittima via social, denuncio chi dice che ero consenziente. Calcio in Serie B, il Palermo domina con la Feralpi Salone, il debutto stagionale al Barbera. Ancora buongiorno a tutti voi. Il rientro dalle ferie porterà con sé la stangata d'autunno. È in arrivo un vero e proprio salasso che peserà per tutto l'anno e inciderà almeno 1.600 euro in più annui appunto a famiglie. Rincari ulteriori soprattutto dei mutui, ma prezzi in salita per tutto, dal corredo scolastico agli alimenti, dal carburante alle bollette. Manlio Viola. Autunno pesante per le famiglie italiane e in particolare per quelle del sud e siciliane. In arrivo c'è l'ennesima stangata sui prezzi che peserà in maniera consistente sui redditi e sulla capacità di spesa. Tra bollette, alimentari, scuola, mutui, benzina e ristorazione gli italiani vanno incontro a un salasso da almeno 1.600 euro annui a famiglia. A fare i conti in tasca a tutti noi è Asso Utenti, che calcola rincari in tutti i settori e li sviscera area per area. In media le famiglie italiane spenderanno 190 euro in più per gli alimentari, circa 95 euro in più per il corredo scolastico dei ragazzi, 100 euro in più per i carburanti. Ma le notizie peggiori riguardano i mutui, che da soli incideranno per oltre 1.170 euro l'anno in più rispetto alla stagione precedente. E in questo conteggio mancano ancora i rincari di luce elettrica e gas. Bisogna intervenire, il governo deve tagliare il cuneo fiscale per salvare le famiglie e deve intervenire sui prezzi, calmierando quelli dei prodotti all'interno del paniere delle necessità, secondo il presidente di Asso Utenti, Furio Truzzi. A fronte di tutti i rincari fin qui paventati si riaccende poi l'allarme delle bollette. In base alle previsioni degli analisti, la luce rischia di rincarare tra il 7 e il 10% nel prossimo trimestre, pari a 16 euro in più a bolletta a famiglia, e il gas per il mese di agosto intorno al 2% ha già manifestato il suo primo rincaro. Per chi se la potrà permettere poi sarà più caro anche mangiare nei ristoranti e consumare nei bar, ma questo con l'attuale andazzo dei prezzi rischia di riguardare soltanto una minoranza degli italiani. La strage di Ustica, dopo che Giuliano Amato ha chiamato in causa la Francia per il missile sul DC-9 che portò appunto alla strage, Salvo Andò, che era ministro della difesa proprio durante la presidenza del Consiglio di Amato, ai nostri microfoni ha dichiarato tra l'altro da Parigi sempre solo ritrosie sulla strage. Sentiamo Luca Ciliberti. Ustica 43 anni dopo, l'ex presidente Giuliano Amato rilancia la pista del missile francese, le sue dichiarazioni riaccendono i riflettori sul caso del DC-9 precipitato in mare il 27 giugno del 1980 con 81 persone a bordo, ancora oggi uno dei misteri risolti della storia d'Italia. Dichiarazioni che non hanno suscitato reazioni nella diplomazia francese, nel linguaggio tra stati, sottolinea Zanda, ex portavoce del presidente Cossiga, non smentire è quasi un'ammissione. Salvo Andò all'epoca era ministro della difesa del governo Amato. Se Amato ritiene che si sono aperti degli spiragli per poter avere collaborazioni che ci erano state sempre negate, ha fatto bene a percorrere questa strada. Secondo lei c'è la possibilità di segretare questi atti? Non c'è una grande tradizione dal punto di vista dei francesi in questo senso. Lei era ministro della difesa ai tempi, l'Italia si mostrò subito collaborativa in questa ricerca della verità. Ma l'Italia non aveva nulla da nascondere.
nulla da nascondere. Talvolta c'era qualcuno dei nostri ufficiali che per un malinteso senso, come dire, della riservatezza, della copertura che bisognava dare alle attività degli apparati, non collaborava così come si doveva. Lei ha riscontrato sempre dai francesi una certa ritrosia nel parlare di questo caso di Ustica? Sempre, anche quando mi trovavo a parlare con gli amici come Pierre Jox, un grande ministro della difesa, ma su questo terreno era sempre molto abbottonato. A chi serve oggi ristabilire questa verità? Serve innanzitutto a rendere giustizia alle famiglie delle vittime e serve a riabilitare anche da questo punto di vista la credibilità delle nostre strutture. 41 anni fa veniva ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di polizia Domenico Russo. Vedo una Palermo diversa, ha dichiarato oggi durante la commemorazione una delle figlie del generale, la figlia Simona, e occorre uno sforzo corale contro la mafia, invece ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella, Marco Gullà. Sono le 21 del 3 settembre 1982. Il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa uscì dalla prefettura a bordo di un'auto Bianchi guidata dalla moglie Emanuela Setti Carraro per andare a cenare in un ristorante di Mondello. L'auto era seguita da un'Alfetta guidata dall'agente di scorta Domenico Russo. Alle ore 21:15, mentre passavano da via Isidoro Carini, una motocicletta Honda di grossa cilindrata guidata da Giuseppe Lucchese, che aveva alle sue spalle Giuseppe Greco, detto Scarpuzzedda, affiancò l'Alfetta di Russo e lo colpì con un fucile d'assalto. Contemporaneamente una BMW 518 guidata da Calogero Ganci con a fianco Antonino Madonia raggiunse l'auto del prefetto e della moglie. Madonia aprì violentemente il fuoco contro il parabrezza dell'auto. Dalla Chiesa e la moglie rimasero uccisi da 30 pallottole. Sono passati 41 anni, oggi la commemorazione nel luogo dell'eccidio. Questa terra sta cambiando, è evidente che non si può mai abbassare la guardia sulla mafia perché è sempre presente purtroppo nelle nostre istituzioni, nella nostra società. Dopo quegli omicidi, l'omicidio Chinnici, Dalla Torre e della Chiesa e tutti dell'82, sicuramente lo Stato ha reagito. Una per tutte la legge Riunione della Torre, approvata 2 mesi dopo questo eccidio, una legge che ha istituito il reato, inserito nel nostro codice il reato di associazione mafiosa e ha previsto norme durissime per i sequestri dei patrimoni nei confronti dei mafiosi. Il suo messaggio abbia camminato per tutti questi anni e sia arrivato fino ai più giovani, dando speranza per una Palermo diversa. Io la vedo, ci sono ancora tante sacche da svuotare, ci sono ancora tanti lati oscuri da chiarire, però io vedo la luce di una Palermo diversa. Il 41esimo anniversario dell'attentato di via Isidoro Carini, dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, richiama l'intero Paese a uno sforzo corale nell'impegno di lotta alla mafia. Tutta la società italiana deve sentirsi coinvolta, le istituzioni, le agenzie educative, il mondo delle associazioni. Gli fa eco la Premier Giorgia Meloni: la vostra battaglia è la nostra e non indietreggeremo mai. La mafia non è un marchio da esportare. Il video denuncia è del cantautore siciliano Mario Incudine, che a bordo di un traghetto sullo stretto di Messina mostra appunto in un video social i souvenir inneggianti a Cosa Nostra che sono in vendita ai turisti. Lo ha sentito per noi Emanuela Corsi. Sul traghetto, guardate questo, un negozio di souvenir, guardate che cosa c'è, con le souvenir per la Sicilia, con le souvenir per raccontare la Sicilia, questa immagine del padrino, poi venite qua, un mafioso, la mafiosa, guardate, il tagliere del padrino, e guardate questa è nuova, questa è nuovissima, sexy mafiosi, questa fa veramente schifo. Questo è quello che accade in uno dei tanti negozi di souvenir siciliani. Dalle magliette con il padrino agli attrezzi da cucina sono numerosi i gadget destinati ai turisti che inneggiano alla mafia. A fare la denuncia è il cantautore Mario Incudine, che si trova a bordo di un traghetto in navigazione sullo stretto di Messina. Se noi promuoviamo come gadget, come souvenir, le statuette, i pupazzetti del mafioso e della mafiosa,
la presina con la scritta sex mafioso, la magliettina con il padrino oppure la magliettina con le 3 scimmiette, non vedo, non sento, non parlo, e la scritta filosofia siciliana. Noi abbiamo fallito come siciliani, tutti quanti. Il cantautore, che ogni giorno denuncia nei suoi spettacoli questo scempio, chiede un intervento per ritirare dal commercio questi souvenir che non rappresentano la Sicilia. Che è veramente una mancanza di rispetto per tutta la comunità siciliana, e perché è un danno di immagine enorme. Abbiamo un sacco di altre cose, abbiamo migliaia di cose da vendere, da esportare, di cui essere orgogliosi, i prodotti agroalimentari, le nostre bellezze, le frasi dei nostri scrittori più famosi, Camilleri, Sciascia, Bufalino, Consolo, stampiamo queste nelle magliette. A Canicattì un giovane ha rapinato un coetaneo del Portafogli nella zona della Movida del comune che si trova nella provincia di Agrigento, e una volta fermato ha insultato e minacciato i poliziotti dicendo loro: sono un mafioso, vi sparo. Così ha urlato più volte. Il 22enne ha anche afferrato al polso uno degli agenti e, sbattendolo contro un muro, aveva con sé peraltro anche un coltello che gli è stato sequestrato. L'agente vittima appunto di questa aggressione è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale del luogo. Noi ci fermiamo per una pausa di pubblicità e torniamo tra poco. Tornati in studio, la Regione Siciliana ha pubblicato il bando per i contributi a sostegno nel canone di affitto per gli inquilini con un contratto registrato nel 2021. Sono stati stanziati 17 milioni di euro per le famiglie dell'isola e per il Sunia. Si tratta di una misura che fornirà respiro a tante famiglie. Simona Mazzone. Si attendeva da mesi e adesso, dopo estenuanti richieste da parte dei sindacati, si concretizza il contributo a sostegno del canone di affitto per gli inquilini con contratto di locazione registrato nel 2021. La Regione Siciliana ha pubblicato il bando per la concessione delle somme, atteso da migliaia di famiglie. Per l'isola sono stati stanziati 17 milioni di euro che verranno suddivisi a chi ne fa richiesta. In questo modo, fino a 3.100 euro di bonus affitti per famiglie con redditi fino a 13.000 euro e fino a 2.300 euro per quelle con redditi entro i 15.000 euro. Da tempo il Sunia, il sindacato degli inquilini, attendeva la pubblicazione del bando. È un sostegno importante a favore di tante famiglie che purtroppo nell'ultimo periodo, a causa di canoni sempre più insostenibili ma anche dell'elevato costo delle utenze, si sono ritrovate spesso in difficoltà, a volte proprio nell'impossibilità di pagare il canone di affitto e quindi col rischio dello sfratto. A Catania c'è una grande emergenza lavorativa e molte famiglie si sfiora la soglia della povertà, e la stima del sindacato, che vede in questa misura una boccata d'ossigeno. Ci sono tanti disoccupati ma anche tanti lavoratori precari e tante famiglie che non hanno perso il lavoro, ma a causa di canoni sempre più insostenibili e dell'elevato costo delle utenze purtroppo rischiano di non poter pagare l'affitto e quindi lo sfratto per morosità. Nel contempo resta il problema degli alloggi, ancora tante famiglie attendono. Tranne piccoli casi non sono state assegnati alloggi che potrebbero dare un respiro a tante famiglie. Aspettiamo infatti da anni la riqualificazione di 144 alloggi per le famiglie sfrattate in emergenza e di altre 64 case che dovrebbero essere realizzate sempre a Lebrino. Sono circa 200 attualmente le famiglie inserite in graduatoria già da anni a Catania che attendono un alloggio. E non c'è pace per la vittima dello stupro del branco a Palermo. La ragazza continua a vivere sui social, dalla comunità dove è ospitata e dai social le arrivano ogni tipo di attacco e di offesa. Ma lei adesso non ci sta e minaccia di denunciare per diffamazione chiunque la accusi. Sentiamo Manlio Viola. Ora vi denuncio tutti, faccio piovere denunce per diffamazione. È l'ultimo sfogo della vittima dello stupro del branco a Palermo, uno sfogo rilanciato ancora una volta via social, il mezzo attraverso il quale la ragazza continua a comunicare con i suoi oltre 150.000 follower fra Instagram e TikTok. Lo fa dalla comunità dove è ospitata fuori Palermo. Non ci sta a farsi offendere, non ci sta a farsi colpevolizzare ed è pronta a denunciare per diffamazione chiunque continui a sostenere che in realtà fosse consenziente, ma anche chi
chi la accusa di essere troppo libera e diretta nei suoi video sui social, chi la addita come una poco di buono e così via. Insomma, è pronta a reagire anche agli attacchi di una società che tende a colpevolizzare la vittima. Intanto la vicenda toglie il tappo a un fenomeno fin troppo sommerso non soltanto a Palermo ma probabilmente in tutta la Sicilia. A fronte delle tante denunce piovute negli ultimi mesi alle forze dell'ordine, denunce non sempre ritenute credibili, ci sono invece i dati certi dei centri antiviolenza. Uno di questi, quello del quartiere Brancaccio, realizzato in una struttura e gestito insieme al centro Padre Nostro che fu di Don Pino Puglisi, in carico a una trentina di donne. Dal 2020 ad oggi tante sono le giovani e meno giovani, donne fra i 28 e i 45 anni che si sono rivolte al centro. Numeri molto diversi da quelli delle denunce, ma fra loro ci sono per lo più donne vittime di violenze domestiche. E se tante sono assistite, molte di più sono quelle che non denunciano, che si affacciano al sistema dell'assistenza ma poi rinunciano. Un fenomeno difficile anche per la vergogna e per una società che appunto continua a colpevolizzare la vittima. Dopo l'aggressione al Parco Gioeni a Catania, i cittadini chiedono un reale controllo del territorio per impedire la violenza gratuita nelle strade. Emanuela Corsi. Sono giovani, spesso minorenni, protagonisti di una società dove a volte sono vittime altre carnefici. La violenza è il divertimento. Il sabato sera in comitiva deve terminare con una bravata o peggio con un'azione violenta ai danni di qualche malcapitato. Tutto rigorosamente ripreso dal telefonino per potersi poi vantare con gli amici o per aumentare i follower sui social. Nel recente caso avvenuto al Parco Gioeni di Catania, però a tradire i responsabili del pestaggio di un ragazzino è stato proprio il telefonino. Il video, diventato subito virale, ha permesso infatti agli inquirenti di risalire all'identità dei colpevoli identificati e denunciati dalla polizia. I due bulli sono due incensurati catanesi di 23 e 20 anni. Un po' per noia, un po' per una forma insana di divertimento, hanno preso di mira il 18enne Yussù, la cui unica colpa era di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Uno di loro lo ferma, dicendogli che da lì non può passare. Poi i calci, i pugni e le percosse. Gli altri stanno a guardare, a filmare, ma nessuno interviene. Per questo i cittadini chiedono che il tema della sicurezza venga affrontato in maniera diversa, nelle periferie dove spesso c'è poco controllo, ma anche nel centro storico. Bande di gruppi di giovani in motorino che scorazzano nel centro storico, sicuri del fatto che non interviene nessuno. È sotto gli occhi di tutti che la sicurezza urbana va costruita. Catania, come tutte le altre città, aspettano risposte che poi dovrebbero partire dalla società, in primis dai genitori. Ancora una pausa e poi una corposa pagina dedicata al calcio in chiusura. C'è il calcio in chiusura di telegiornale, seconda vittoria consecutiva per il Palermo, ieri al Barbera, infatti i rosanero sono risultati vittoriosi per 3-0 sulla Feralpi Salò. Sentiamo Marco Gullà. Mi è piaciuto lo spirito, l'organizzazione, la voglia di giocare bene insieme, abbiamo fatto una partita di grande livello, sempre in controllo, peccato non aver segnato prima il doppio vantaggio, perché poi la Feralpi comunque inizio secondo tempo si è anche resa pericolosa in una situazione, però insomma la squadra ha fatto una bella partita, il pubblico ci ha sostenuto, una bella serata e siamo felici. Tutto era in campo il 16 settembre ad Ascoli. Pareggio 2-2 del Messina Cerignola nella prima giornata di campionato in Serie C, ci dice tutto Sergio Colosi. Un Messina distratto e incompleto offre sprazzi di classe e personalità nell'inatteso pareggio del Monterisi. Il 2-2 finale premia la generosità della squadra di Giacomo Modica, che supera a pieni voti il primo esame stagionale dopo un'estate di intenso lavoro e di amichevoli poco attendibili. Senza gli squalificati Ragusa, Manetta e Franco, a Cerignola Messina ha rinnovato per 10 undicesimi. L'unico confermato è Fumagalli, che vive da spettatore la prima mezz'ora di gioco. Il pallone viaggia in maniera più pericolosa nell'altra metà campo, dove Scafetta sfiora l'Eurogol dopo 180 secondi e Lorenzo Tropea lo imita con successo, ma da posizione più privilegiata al minuto 27.
Messina avanti sui pugliesi, tecnicamente più dotati e colpiti nell'orgoglio. Tropea a sinistra soffre non poco. Tisci indica la via della rimonta e i suoi la percorrono, bucando i giallorossi prima alla mezz'ora e poi al quarto minuto della ripresa, con una doppietta di Malcore, servito da Russo in occasione dell'1-1 e da D'Ausilio per il sorpasso. All'ora di gioco entrano Firenze e Plescia, a corto di preparazione ma più avanti i decisivi. Il Cerignola commette l'errore di non creare neppure le premesse per chiudere la gara, ancora meno dopo il rosso diretto a Leonetti per fallo a palla lontana su Polito. Il Messina cerca l'episodio che arriva al minuto 92. Plescia conquista un calcio di punizione eseguito alla perfezione da Marco Firenze con Trezza immobile e gli ospiti a festeggiare tutti insieme il primo punto della stagione. Con gli arrivi di Silvestri e di Deli il Catania completa l'organico e dunque insegue il riscatto dopo la sconfitta contro il Crotone. Intanto proseguono i commenti di sdegno in città per i seggiolini dello stadio appena montati e già distrutti. Sentiamo Marco Carli. Il Catania riparte dopo Crotone senza disperdere l'entusiasmo dell'avvio nonostante la sconfitta. L'equilibrio che chiedeva Tabiani e che si sta cercando anche in campo per trovare un Catania costantemente simile a quello visto nel primo tempo, per portare le punte a centrare un numero di gol importanti. La dirigenza in tal senso confida molto anche sugli esterni, Chirico in testa, per trovare Ladinetti quel contributo di fosforo e qualità che ha fatto vedere nel precampionato. Di certo c'è che la rosa ha altri due elementi ed è numericamente completa. Tommaso Silvestri va a dare peso e sostanza al reparto arretrato. La coppia formata da Curado e appunto dall'ex e ora nuovamente rossazzurro Silvestri potrebbe essere fra le migliori del torneo ed avrà un gran peso considerando il modo di giocare di Tabiani con difesa alta e atteggiamento propositivo. Quello del nuovo difensore etneo è stato a tutti gli effetti un acquisto last minute, il contratto è stato depositato negli ultimi istanti del mercato. E poi c'è Francesco Deli, l'uomo che anche numericamente serviva a garantire un'alternanza a centrocampo. I numeri parlano per lui, i gol in carriera 36 e anche le presenze in categorie superiori come la Serie B, 110 in totale. Nelle immagini alcune sue marcature a Foggia, altra sua squadra del passato insieme a Cremonese e Paganese. Intanto continuano i commenti sdegnati, fra cui quello del sindaco, per i seggiolini del Massimino appena montati e già distrutti. Sono 18, di cui 10 in curva sud, 6 in curva nord, 1 in tribuna B e 1 nel settore ospiti. Gli inquirenti lunedì verificheranno le immagini delle telecamere interne dello stadio per capire se attraverso i video sarà possibile identificare i responsabili. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 dunque finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona domenica e vi rimando al prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19.